Buonasera amici tifosi dell'Udinese. Finalmente ricomincia questo campionato, tanto parlato durante il calciomercato che non è ancora finito, ma come si è cominciato è davvero una cosa straordinaria. Amici friulani, amici tifosi dell'Udinese, sfogatevi pure e intonate il sacro inno Godete Friulani. Il campionato è cominciato con una vittoria contro il Milan, basta e avanza. Ma è bene chiarire subito una cosa. Se domani o durante la settimana dovreste leggere che ha perso il Milan, non è vero. Credetemi in fiducia. Ha vinto l'Udinese e ha vinto bene, non ha rubato assolutamente nulla. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, ovvero a Igor quel che è di Igor, all'Udinese quel che è dell'Udinese. E sarebbe semplicistico dire oggi che ho visto vincere l'Udinese. No, ho visto vincere una squadra compatta e organizzata che ha messo sotto il Milan, che a suo modo non avrà giocato la sua migliore partita, ma il merito va ascritto esclusivamente all'Udinese. Tanto per cominciare diciamo subito che Musso non ha fatto una parata, di conseguenza significa che il Milan non ha fatto uno tiro in porta. I nostri, difficile fare una scelta, hanno giocato tutti bene, ma in particolare, non so, Beccao e De Jong hanno stretto come falegnami una morsa attorno a Piontek. Larsen non ha concesso una discesa a Rodrigo. In mezzo Fofana pareva avesse bisogno dell'esorcista, tanto era indiavolato. E Iaialo, travestito da Von Karajan, dirigeva l'orchestra. Lasagna ha fatto di tutto, ha corso, si è dato da fare, ha pressato, è andato a recuperare palloni. Samir, identico, bello, pronto al disimpegno, senza timore. Mandragora, un paio di tiri dalla distanza significativi, ha coperto, ha chiuso, è andato sugli avversari, ha chiuso tutte le linee di passaggio, una cosa straordinaria. Pussetto anche lui, forse magari un po' più sottotono, ma ha fatto il suo e come sulla fascia, dando una mano a Lasagna a interpretare il ruolo, a essere di sostegno all'attaccante. Dobbiamo dire che non c'era neanche De Paul in formazione all'inizio. Per scelta tecnica ha detto Tudor. Però appena entrato è andato a battere un calcio d'angolo e ha trovato la testa di Beccao per il gol vittoria. Insomma, ragazzi, meglio di così non si poteva cominciare, lasciatemelo dire. Carpe diem, viviamo la giornata, forse, non so come sarà più avanti, ma per adesso godiamoci questa Udinese che non ha rubato nulla, ha giocato una bellissima partita da squadra, quello che mi è piaciuto di più di tutto. Era una squadra compatta, organizzata. Vi ricordavate l'anno scorso che quando facevano 3 passaggi di fila cantavamo il Gloria? Ebbene, era tutto un continuo passaggio fra i giocatori, c'era organizzazione, c'era qualcosa che l'anno scorso non avevamo mai visto e dobbiamo dire bravo Tudor. Dicevo che non c'era De Paul per scelta tecnica, però Tudor, ripeto, appena l'ha messo dentro, ha tirato il calcio d'angolo e il Beccao ha fatto gol. Pare che comunque l'Argentina abbia già votato casa. Staremo a vedere. Ma se un Rodrigo parte, un altro arriva. Beccao. Davvero ottima la sua prestazione. Nella vita, cari amici, ci sono i Don Abbondio e i Don Rodrigo. E noi pensiamo che sia sempre meglio pensare a quest'ultimi. E noi a Udine non ce li facciamo certo mancare. Ne abbiamo già un altro. Bravi, bravi davvero tutti. E sinceri complimenti. Sarà stata la prima, ma ho l'impressione che non sia l'ultima. In alto i cuori. Buonanotte a tutti.